è l'evento più importante dell'anno sicuramente, per noi come amministrazione e per tutti i cittadini. Se pensiamo che il territorio di Nervesa è stato devastato per il 97%, possiamo immaginare che peso ha avuto questo evento per il nostro territorio. Quindi sicuramente dobbiamo ricordare tutte quelle persone, tutti quei ragazzi giovani che arrivavano da tutta Italia, che hanno comunque perso la vita per onorare il servizio, l'impegno che avevano preso e per portare libertà e pace nel nostro territorio. Quindi è chiaro che per noi ha un'importanza fondamentale poter celebrare oggi in questo luogo davvero solenne queste celebrazioni. Sicuramente vuol dire ricordare quei valori che Baracca ha saputo rappresentare in maniera così straordinaria, i valori di rispetto, di lealtà, di etica, di amore della patria, valori che non subiscono il peso degli anni e che rimangono assolutamente attuali anche ai giorni nostri. Tantissime richieste abbiamo operato con il Comune di Nervesa della Battaglia per fare in modo che questa giornata potesse accogliere quanto più persone possibili, ma oggettivamente c'è stata un'adesione e un entusiasmo straordinario che testimoniano appunto l'attualità di quanto fatto da Baracca nella lontana prima guerra mondiale. Nella storia si è sempre dato peso a valori quali l'eroismo, il patriottismo, l'abnegazione e la capacità di essere sempre presente e fare il proprio dovere. Poi piano piano le cose sono spostate sull'umanità, sull'uomo, la visione dell'uomo, l'intima persona che praticamente era un ragazzo, però nello stesso tempo credeva in quello che faceva, ma aveva anche questa capacità di guardare oltre, questa idea meravigliosa di diventare pilota, quindi si potrebbe dire quello che sarebbe stato oggi diventare un astronauta, andare sulla Luna, perché il rapporto è quello. La velocità con la quale si muoveva l'uomo era dei 40 ai 60 km all'ora, che era il treno, l'aereo arrivava a 200 km all'ora, quindi si capisce che era assolutamente anormale. La madre gli diceva: mi raccomando Cecchino, quando vai in volo vola piano e vai basso, quindi si capisce anche dall'affetto materno o qual era l'idea popolare che si aveva del volo, che è uno strumento che assolutamente non si conosceva. E quindi, ripeto, Baracca oggi si presenta proprio per il fatto della sua umanità, della sua capacità di unire tutti i suoi ufficiali, tutti i sottoposti, le relazioni che aveva, questa capacità umana di trasmettere le proprie ideali, le proprie idee, forse è quello che nel prossimo futuro diventerà un tratto d'unione e che ripermetterà uno studio nuovo di Francesco Baracca.